E si vede veramente che questa onda verde è anche il risultato di una mobilitazione internazionale e che infine è più grande del cantone di Zurigo e anche della Svizzera. No climate change! System change, no climate change! Was will die Zukunft? Was will die Zukunft? Was will die prima? Non si deve immaginare che sono votanti che prima votavano per un altro partito che adesso votano per i Verdi sul fondo di una partecipazione elettorale molto bassa in Svizzera. Già una mobilitazione più grande di un gruppo di elettori può fare una differenza. Poi sapere al detrimento di che partito è un po' difficile sapere. Die FDP. Es gibt jeweils so ein paar Ausreißer. Der Anteil sagt, dieses Thema. Un tale cambiamento è sempre un'arma un po' a doppio taglio, perché d'una parte vuol dire che il tema è importante, segnala ai votanti che è veramente un tema di cui tutti si occupano, però i votanti penseranno probabilmente che altri partiti sono più competenti su questo tema, questo approfitta ai Verdi.